Certamente ci sentiamo molto toccati, anzi coinvolti in questo dramma. Ci riguarda da una parte perché in fondo siamo parte della città metropolitana e quindi non possiamo essere distaccati da quello che è avvenuto a Genova. E poi perché molti di noi Genova la frequentano per lavoro o perché hanno i familiari e molti hanno usato di quelle strade, a cominciare da me. Quindi sentiamo nostro questo dramma e siamo vicini particolarmente a chi soffre per questo. Siamo vicino alle vittime, siamo vicini ai loro familiari, siamo vicini ai feriti, siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando indefessamente per cercare, se possibile, ancora persone in vita e comunque chi sta affrontando questa situazione. Ci sentiamo molto legati alla Chiesa Sorella di Genova. Ho assicurato di questo il cardinale arcivescovo, io ho assicurato quello che sta avvenendo nelle parrocchie, cioè la preghiera di tutte le nostre comunità. Quando sarà superato il momento drammatico, certamente ci saranno i momenti della preghiera intensa, delle iniziative prese dalla comunità di Genova e noi volentieri ci uniremo a quanto deciso, a quanto programmato là. Ecco, ringrazio tutti coloro che mi hanno dimostrato partecipazione, vicinanza, hanno sentito il dovere di esprimere il loro legame, la loro partecipazione a quanto è venuto questo evento. E quindi credo che la nostra comunità diocesana si senta unita in questo atteggiamento di partecipazione.